Giavellottisti in evidenza nella seconda giornata dei campionati regionali assoluti Promesse e Master. A Marcon, in occasione del Mennea Day, il trevigiano Mauro Fraresso ha lanciato a 68,26 miglior prestazione italiana stagionale per la categoria Promesse, a 33 centimetri dal primato personale risalente al 2012. Ho fatto il stagionale con 68,26. Speravo di fare il personale, però purtroppo non sono arrivati. Ho sfiorato più e più volte i 70 metri, per cui speriamo che arrivino per fine stagione. Nella gara femminile, bella prova della padovana Maddalena Purgato, arrivata a 51,25 davanti alla junior bellunese Paola Padovan, che ha lanciato a 45,66. Nelle gare giovanili di contorno, progressi per l'allievo veronese Jordan Zinelli a 58,38, che ha preceduto il conterraneo e compagno di squadra della Bentegodi Thomas Fabricci a 56,08. L'azzurrina Ilaria Casarotto ha lanciato infine a 45,92. Venendo ai 5.000, i titoli regionali finiscono in famiglia. Diego Avon e Beatrice Stocco sono la nuova coppia veneta del fondo. Lei anche campionessa regionale Promesse. È stato anche grazie a lui che mi sono avvicinata di più all'atletica. Siamo partiti piuttosto lenti e poi nel corso della gara abbiamo aumentato un po' il ritmo, io e il mio compagno di squadra Luca Solone, e poi nell'ultimo chilometro sono riuscito ad averla meglio, insomma abbiamo chiuso vicino ai 2,50 all'ultimo 1000, per cui insomma sono abbastanza contento per oggi. Mi sentivo in dovere di partecipare perché comunque ero in campionati regionali e quindi ho tentato lo stesso, ce l'ho fatta, però non sta andando molto bene in questo periodo. Fra le altre gare, un titolo regionale assoluto è stato vinto da un'allieva. La padovana Maria Elena Agostini si è imposta nell'alto con 1,60 e si prepara agli italiani di categoria di inizio ottobre a Jesolo. Devo ancora decidere, vorrei fare salto in alto e giavellotto. Non mi lamento, sta andando abbastanza bene, sono ancora primo anno, quindi l'anno prossimo spero di migliorarmi ancora. Rimanendo nei salti, l'ex ginnasta Elisa Molinarolo, ancora junior, si è imposta nell'asta con 3,80 dopo aver siglato da poco il nuovo personale a 3,90. Sono contentissima del personale di questa stagione nonostante l'infortunio che c'era stato dopo la parte invernale, e oggi ho provato anche il record regionale che sarebbe 4,01, purtroppo è arrivato vento laterale che non mi ha permesso di continuare la gara, quindi sono contenta comunque. Ancora salti sotto la luna del cielo di Marcon con il triplista della Nevi Alessandro Saccon, che si è laureato campione regionale assoluto con 14,11. Non è personale, però può essere tornato dopo 2 mesi dalle vacanze, diciamo, è una buona misura. E sta andando bene questa stagione, abbiamo ciccato gli italiani, però ci siamo rifatti dopo. Adesso finiamo a Bassano con i campionati regionali juniores e speriamo di fare un personale decente. Tanti giovani sulla pista di Marcon, che anche nei 200 ha visto primeggiare 2 junior. Al maschile Farias Zin, con un podio tutto targato a Sindustria Padova, ha chiuso in 21 secondi e 99, mentre la campionessa regionale assoluta è Ioannelis Herrera Abreu, raggiante a fine gara per la brillante stagione 2013. La stagione direi che è stata perfetta. Sono riuscita a ottenere il minimo per gli europei, ho partecipato agli europei, quindi già questo per me mi soddisfa molto come atleta. E la stagione appunto è andata bene, penso che comunque a fine stagione fare questo tempo qua col tempo che c'è è molto, come dire, mi dà molta carica per preparare già la stagione prossima. I 200 sono stati la gara della serata di Marcon. Assieme ai campi di Vicenza e Verona, nella casa della Biotecna si è celebrato il Mennea Day, una giornata in ricordo di Pietro Mennea e del suo 19,72 record del mondo che perdurò 17 anni. In tanti atleti giovanissimi amatori hanno corso i 200 in suo ricordo. L'edizione 0, la federazione ha indetto questo momento molto interessante, molto denso di significato, e abbiamo un po' corso per l'organizzazione e quindi siamo arrivati, e penso che globalmente una partecipazione molto numerosa nel complesso delle 3 manifestazioni. Per me è un'occasione di particolare emozione e felicità aver ospitato qua in provincia di Venezia questo evento, non solo per il legame personale che mi ha legato per gran parte della mia vita
a Pietro Mennea, ma soprattutto per quello che Pietro Mennea, sono certo, potrà ancora dire attraverso il suo esempio, attraverso il suo impegno all'atletica leggera non solo italiana ma quella mondiale nei prossimi anni e per sempre. Ho partecipato ai 200 metri e ho partecipato in onore di Pietro Mennea, che era un grandissimo atleta dei 200 metri e che ha fatto il record mondiale molti anni fa con 19,72 e sono venuto in suo onore perché è una fonte di ispirazione per tutti gli atleti e per anche le sue grandi imprese e i risultati tecnici. Vorrei ricordare anche il Mennea post record, cioè il grande uomo che è stato poi nella vita sociale, nell'impegno politico, che è un aspetto sicuramente marginale rispetto al grande Mennea sportivo, però anche quella parte di Mennea fa di Mennea un grande uomo. Ero lì in tribuna quando Pietro ha fatto il 19,72, ci siamo abbracciati fortemente e abbiamo capito che questo era un tempo che ci volevano molti anni per poterlo battere, difatti è resistito 17 anni. Gianfranco Lazzer e Luciano Caravani disputarono la 4% con Pietro Mennea alle Universiadi di Città del Messico 79, stabilendo il record europeo. Con simpatia hanno simulato il passaggio del testimone ed hanno parlato a lungo con i giovanissimi partecipanti al Mennea Day. Vivere lo sport in generale, non solo l'atletica leggera, ma in maniera un pochettino più serena, perché l'ansia della prestazione, la paura di non riuscire a fare certi risultati, poi sono quelli che ti limitano anche. Noi probabilmente siamo riusciti a fare certi risultati anche perché non ci ponevamo tanto il problema. Per noi era importante scontrarci fra di noi, gareggiare, girare il mondo, perché era anche un modo per girare il mondo quello. Da segnalare nella serata di Marcon il primato mondiale Master 80 proprio nei 200 della padovana Emma Mazzenga con 39,92. È il suo secondo record mondiale dopo quello ottenuto nei 400, un risultato particolarmente significativo proprio nella giornata del 34esimo anniversario del record mondiale di Pietro Mennea. Il futuro dell'atletica tricolore è di scena a Jesolo. Campionati italiani individuali allievi e campionati italiani individuali e per regioni cadetti. Jesolo, stadio Armando Picchi, dal 4 al 13 ottobre.